Carina. Luigi Geronazzo, consigliere comunale di Portogruaro per la lista civica Angelo Tabaro sindaco. Senta, parliamo di opere pubbliche, cos'è che la indispettisce di più di questa amministrazione? Ieri sera è andato in onda l'approvazione del triennio opere 2013-2015. È stato approvato il bilancio? Sì, è stato approvato il bilancio e anche le opere pubbliche. Spendiamo circa 14 milioni di euro. Come d'incanto, io sono a Prediposo, si è vista sparire la piazza di Prediposo che fa parte di un arredo urbano che lo aspettiamo già dal 1995 da questa amministrazione che ce lo ha promesso per 1000 volte. Non capisco come mai anche questa volta il secondo stralcio dell'arredo urbano del Prediposo si è taggiato. Lison non c'è niente, Prediposo non c'è niente. Sembra che queste frazioni siano come frazioni di serie B, allora è inutile venire nelle frazioni, promettere, prendere i voti e dopo... Cioè in pratica lei lamenta il fatto che dalla lista del piano di opere pubbliche che dura il piano triennale opere pubbliche siano spariti i lavori promessi per la piazza di Prediposo. Non solo promessi, progetti fatti. Cioè, se già progettati? Già progettati con tanto di sponsorizzazione. No, si vede che mancano i soldi. Mancano i soldi, la volontà, perché anche a Prediposo abbiamo già altri 2 consiglieri. Ho chiesto aiuto io ai 2 consiglieri di Prediposo per darmi una mano. Che sarebbero? Zanin e la Daneluzzo. E loro mi hanno detto che Portogruaro è grande, servono soldi anche a altre frazioni, ma noi questa opera la aspettiamo dal 95. Quindi è ora che anche questa amministrazione, queste promesse le vengano tenute. I futuri elettori di Prediposo per le prossime amministrative non erano nemmeno nati nel 95. Ma è giusto informarli, cosa dice? Ringraziamo Luigi Geronazzo e andiamo avanti con il giornale.